Lo stregone Tino oggi si trova nel comune di Usi. Oggi vi mostrerò una bellissima necropoli, la necropoli di Mesue Montes. Venite a visitarla perché è veramente bella. Iniziamo col vedere un bellissimo albero. Guardate qua, che meraviglia! Adesso in cerca delle necropoli. Si parte! Qui abbiamo anche una piccola scalinata che conduce alle necropoli, che ovviamente sono in salita. Sono arrivato alle necropoli. Iniziamo. Ecco, qua siamo già dinanzi. Qua siamo al cospetto di una tomba. Ecco qua. Vi è anche un largo interno. Sì, è presente anche un largo interno. Sì. Allora, qua devo arrampicarmi per raggiungere l'ingresso. O meglio, l'ingresso l'ho già raggiunto. Devo raggiungere l'interno. Allora. Ecco, sono all'interno della tomba. Impressionante, c'è un eco veramente particolare. Allora, vediamo un po'. È abbastanza bassa. Ecco, qua possiamo raggiungere quella accanto. Qua. Qua si vede ben poco. Ecco qua. Allora qua. Questa tomba è abbastanza grande. Vi è un eco veramente particolare all'interno di tale tomba. Quella di poc'anzi era la tomba numero 1. Qua abbiamo la tomba numero 2, che è più piccolina. Eccola qua. Qua. Vediamo un po'. Cercherò di entrare anche in quest'ultimo. Ho raggiunto un'altra tomba. Questa veramente più grande dalla prima, che non era piccola, ma questa è ancora più grande. Cercherò di raggiungere l'interno. Guardate qua che spettacolo. Questa tomba per il momento è la più grande. L'interno è abbastanza grande, non molto profondo, però abbastanza grande. Ho qualcosa sia alla mia sinistra che alla mia destra. Veramente bella. È veramente bella.
Qua sono al cospetto di un'altra bellissima tomba. Guardate qua. Qua indica tomba numero 9. Anche questa ha un ingresso molto ampio, quindi è abbastanza facile entrarvi. Allora, ecco, qua possiamo vedere già qualcosa dell'interno. Allora, ci spostiamo verso destra per raggiungere questa particolare area. Eccola qua. Molto bella, guardate qua. Veramente bella. Ecco, anche da quest'altra parte. Ora andiamo all'altra. Vediamo un po'. Ecco, allora, anche qui, come potete vedere, il tutto è veramente bello. Ora guardiamo un po' questo interno. Ecco qua, vi sono delle pietre. Ecco qua. Arriviamo sino al soffitto. Veramente belle. Ecco un'altra tomba. Ho il fiatone perché è tutto in salita. Allora, vediamo un po' di raggiungere anche quest'ultima. Non credo che sia l'ultima. Comunque, allora, qua abbiamo la scritta 10ª tomba. È molto grande, l'ingresso è veramente grande. All'interno ha addirittura un soffitto ad altezza d'uomo. Qua non bisogna neanche inchinarsi per entrare. Guardate qua. Guardate che spettacolo. Quando visitate luoghi del genere, la regola più importante da osservare è la seguente: il rispetto. Mi raccomando, il rispetto. Come potete vedere, qua ci sono dei gradini che conducono a un'altra tomba. Ok, sempre più in salita. Anche questa tomba ha un ingresso enorme. Anche qui siamo all'interno, sempre ad altezza uomo. Ecco qua, come potete vedere, siamo ad altezza d'uomo.
Ora qua abbiamo il collegamento con un'altra tomba, probabilmente, perché vi sono altri 2 o 3 ingressi. Uno è quello, il secondo lo intravedo leggermente più avanti. Come potete vedere è uno spettacolo, Guardate qua. Necropoli di Mesu e Montes, comune di Usi. Veramente bella, fantastica. Tra l'altro si può visitare gratuitamente, quindi non bisogna pagare nessun biglietto per l'ingresso. E guardate qua che spettacolo. Qua ho trovato altre 2 piccole tombe che sono vicinissime. Questa è la prima e questa è la seconda. Una tomba che sembra molto interessante è la tomba numero 13. Come potete vedere, l'ingresso è abbastanza impegnativo, però ho visto una specie di cunicolo che lega questa tomba a una precedente, quindi dovrò farmi spazio attraverso il cunicolo perché qua saranno almeno 3 metri di arrampicata. Attraverso il cunicolo si arriva anche a questa tomba. Allora, qua abbiamo un piccolo ingresso. Ecco qua. Qua abbiamo un cunicolo che purtroppo termina. Non si può procedere oltre. Peccato, perché purtroppo è impossibile arrivare alla tomba più alta. Come potete vedere è uno spettacolo. Guardate qua. Ovviamente quando fate escursioni del genere non fatele da soli come faccio io, perché potrebbe essere pericoloso,